I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare di arresti domiciliari emessa dal GIP di Palermo su richiesta della Procura, diretta da Maurizio De Lucia, a carico di 6 persone indagate a vario titolo per corruzione e falso. Disposto anche il sequestro di 900.000 euro, che sarebbe il guadagno derivato dai delitti contestati agli indagati. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Palermo in collaborazione con la direzione provinciale dell'INPS, svelando un giro di mazzette con al centro Agostino Genova, un dirigente dell'ASP di Palermo, presidente di alcune commissioni provinciali per l'invalidità civile, un medico certificatore abilitato dall'INPS all'inserimento dei certificati necessari all'avvio delle pratiche di richiesta delle invalidità e diversi intermediari che mettevano in contatto chi era interessato ai benefici assistenziali e i pubblici ufficiali corrotti. Secondo gli inquirenti, Agostino Genova, in cambio di denaro e di regalie varie, avrebbe redatto, anche usando documenti falsi, verbali di riconoscimento di invalidità, senza verificare che i richiedenti ne avessero i requisiti. In alcuni casi gli attestati sarebbero stati rilasciati a chi non ne aveva diritto. In altri le tangenti avrebbero contribuito a velocizzare le pratiche. Gli investigatori hanno scoperto inoltre che una sorta di tariffario, con le cifre imposte dal dirigente medico per l'istruttoria delle pratiche, il pubblico ufficiale provvedeva senza il visto del collegio delle commissioni, violando così il regolamento del procedimento. Sono al vaglio inoltre centinaia di istanze di invalidità già rilasciate dalla commissione. Gli indagati come compenso avrebbero preteso le prime mensilità dei benefici o parte degli arretrati riconosciuti. Questi gli indagati: Agostino Genova, di 70 anni, di Partinico, residente a Palermo e coordinatore dell'ufficio invalidi civili dell'ASP di Palermo, presidente della prima commissione invalidi civili e della commissione ciechi civili e assessore ai servizi demografici del comune di Partinico dal mese di dicembre del 2022, indagato per corruzione e falso in atto pubblico. Rosario Cammalleri, 74 anni, di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, ma residente a Palermo, medico, indagato per corruzione. Pietra Di Fiore, 70 anni, di Palermo, indagata per corruzione. Carlos Battaglia, di anni 58, venezuelano, residente a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, indagato per corruzione. Calogero Randazzo, 48 anni, rappresentante di un CAF a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, indagato per corruzione. E infine Tiziana Guadalupi, 52 anni, di Palermo, indagata anche per corruzione.